Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Nel catanese, primo caso di West Nile virus, infettato un cavallo, la scoperta in un allevamento, l'ASP dice scattato il protocollo, nessun rischio alimentare. La Sicilia che brucia, le fiamme nella notte hanno devastato il Trapanese, Messina, Lipari e l'Agrigentino, al lavoro i vigili del fuoco ma anche gli investigatori che indagano sui roghi quasi sempre dolosi. A Niscemi chiesto lo stato di calamità per la sugheretta cancellata dal grave incendio. Catania, droga potenziata con agenti chimici. Nel quartiere di San Berillo un 38enne aveva trasformato il magazzino del ristorante in un laboratorio per modificare la marijuana con pericolosi agenti chimici. L'ha fatta cadere nel fiume, poi non l'ha aiutata. Arrestato per omicidio Michelangelo Corica, il DJ 60enne di Barcellona Pozzo di Gotto, che era indagato per la morte della badante russa Raisa Chiseleva, la 75enne trovata senza vita il 12 luglio nel torrente Longano. Nel diario di Stefano Argentino, l'intenzione di uccidere Sara Campanella, la foto deturpata, il coltello acquistato, lo studio su come colpirla alla gola. Per gli investigatori si consolida l'ipotesi premeditazione. Voglio vederti danzare Tour 2025, l'omaggio a Franco Battiato nel concerto di Selinunte il 29 luglio. Calcio, il Palermo presenta Palumbo in conferenza stampa, entusiasmo nelle prime parole espresse dal neoacquisto rosanero. In Serie C il Catania ha un nuovo difensore, l'austriaco Manuel Martic. Rossazzurri ancora in ansia per le sorti dei tifosi etnei vittime di un grave incidente. Trovati, apriamo il nostro telegiornale parlandovi del virus West Nile. È stato riscontrato in un cavallo di un allevamento del catanese. La Sicilia è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. Sono comunque stati attivati i protocolli per rafforzare la sorveglianza e per attuare il contenimento contro le zanzare, che sono il vettore responsabile della trasmissione. Sentiamo Orazio Longo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha confermato la positività al West Nile virus di un cavallo presso un allevamento equino del catanese. L'ASP di Catania ha inviato ai comuni le indicazioni operative necessarie per rafforzare la sorveglianza e attuare le misure di contenimento. In primis contro le zanzare, che rimangono l'unico vettore responsabile della trasmissione della malattia anche all'uomo. Il virus rispetto agli anni passati sta circolando molto di più, perché è legato al discorso anche dei cambiamenti climatici. Si precisa inoltre che non vi è alcun rischio per la sicurezza alimentare legato al consumo di prodotti di origine animale. Resta fondamentale il ruolo attivo della cittadinanza nella prevenzione, anche semplici accorgimenti individuali come eliminare i ristagni d'acqua o proteggersi dalle punture di zanzare. L'utilizzo appunto di repellenti e quello di non favorire alcuni comportamenti, quale ad esempio potrebbe essere il ristagno di acqua anche nelle fioriere. Sicilia ad alto rischio per lo svilupparsi del virus. Noi rientriamo tra i territori ad alto rischio perché negli anni passati abbiamo avuto la circolazione virale della West Nile per le condizioni climatiche. Protocolli specifici anche per i donatori. Tutti i soggetti donatori che provengono dall'area a rischio vengono sottoposti a uno screening specifico. Spiegano gli esperti che sebbene cavalli e uomini possano contrarre l'infezione da West Nile virus, non sono in grado di trasmetterla ad altri. Non deve temere né chi ha cani, gatti, uccellini, ma neanche chi detiene un cavallo. Il cavallo, così come anche l'uomo, è un ospite a fondo cieco. E adesso ci occupiamo della grave situazione degli incendi in Sicilia, una Sicilia che è maglia nera proprio per gli incendi ritenuti praticamente quasi tutti dolosi. Le fiamme hanno devastato il Trapanese, Messina, Lipari, ma anche l'Agrigentino, ancora al lavoro in molte zone i vigili del fuoco, ma ci dice tutto Laura Spanò. Un disastro ambientale di proporzioni drammatiche, quello registrato nella zona del Trapanese, dove ancora stamane si lavora per avere ragione delle fiamme che stanno colpendo la frazione di Mancari e San Vito Lo Capo, e dove oltre ai forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno operando 2 elicotteri. Nella notte a Frassino sono stati fatti evacuare tutti gli abitanti, il fuoco aveva raggiunto pericolosamente le case. Rientrata l'emergenza anche a Castelluzzo, a Custonaci e sulle 2 riserve, lo Zingaro e
cofano, dove però rimane alta la vigilanza. Sono iniziate le bonifiche, ma anche le indagini. Quello che rimane è desolazione e rabbia. È una tragedia ambientale e per fortuna si è limitata solo all'aspetto ambientale, ed è un modo di dire, ovviamente. Si sapeva che ieri era una giornata critica ed era difficile tamponare evidentemente tutte le emergenze, però in maniera preventiva bisogna intervenire con altre modalità. Resta alta l'attenzione a Messina, al lavoro fine notte fonda, forestali, vigili del fuoco e protezione civile per spegnere gli incendi che hanno assediato la città sin da ieri pomeriggio. Diversi fronti nel complesso Messina 2 in via Palmara. Fiamme la notte scorsa a Quattropani, frazione di Lipari. Le fiamme sviluppatesi attorno alle 3 hanno lambito alcune abitazioni ed un'attività di ristorazione, tenendo in apprensione i residenti. Da circa 48 ore poi vigili del fuoco e forestali sono al lavoro per domare gli incendi che continuano a circondare le campagne di Caltabellotte e Cianciana nell'entroterra agrigentino. Per il sindaco Franco Martorana si tratta di incendi dolosi. Chiusa la provinciale tra Caltabellotte e la frazione di Sant'Anna. La Sicilia, con 16.938 ettari in fiamme in 248 roghi, conquista la maglia nera in questi primi 7 mesi dell'anno. Oltre 3.600 ettari di bosco in fumo, un intero ecosistema distrutto in meno di 48 ore. Andiamo a Niscemi, dove il sindaco Massimiliano Conti, dopo aver denunciato un disegno criminale dietro il devastante incendio che ha colpito la Sughereta, chiede adesso lo stato di calamità. Gerry Italia. La Sughereta per buona parte non esiste più. Lo dice con il volto segnato dalla stanchezza il sindaco di Niscemi dopo le 48 ore d'inferno che hanno cancellato la riserva naturale. Oltre 3.600 ettari ridotti in cenere, un fronte di fuoco lungo 5 chilometri, 2 giorni di inferno che hanno devastato alberi secolari, fauna e biodiversità. L'incendio, che sembrava sotto controllo dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei Canadair, è riesploso nel pomeriggio in più punti. Un dettaglio che alimenta i sospetti. Dietro al disastro sembra ormai certa la mano dell'uomo. Ieri intanto è stato necessario evacuare diverse famiglie, le fiamme hanno lambito le abitazioni all'interno della riserva, i danni restano incalcolabili, il terreno è bruciato, gli alberi anneriti, la natura spazzata via. Il comune adesso chiederà lo stato di calamità. Chiederemo la dichiarazione di stato di calamità, la possibilità di ottenere per la riserva ma anche per le proprietà private. Ho visto colture andare in fumo. Gli oliveti, io ho visto un paio di oliveti veramente distrutti e quindi attiveremo anche questa procedura. Una ferita profonda tra le più gravi degli ultimi anni, ma il sindaco promette Niscemi ripartirà. Dobbiamo ripartire, dobbiamo pensare che là c'è un patrimonio, verificheremo tutte le procedure per il rimboschimento, per ripartire con la giusta marcia. Intanto si indaga, forze dell'ordine tecnici e la forestale sono al lavoro per cercare prove di inneschi e fermare chi ha distrutto un patrimonio che apparteneva a tutti, ma la ricostruzione sarà lunga. La Sughereta non era solo un patrimonio ambientale, ma anche simbolo identitario di un'intera comunità. Adesso, dalle sue ceneri, dovrà rinascere. Andiamo a Catania, un ristoratore senegalese è stato arrestato nel quartiere di San Berillo per detenzione di droga che però potenziava in un magazzino attiguo al ristorante, a un ristorante, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Tonino De Mana. Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per potenziare la marijuana, modificandola con agenti chimici e rendendola gravemente nociva per la salute. Un senegalese di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania in un'operazione antidroga effettuata a San Berillo. Il blitz è scattato in seguito al controllo di 2 uomini stranieri che si aggiravano nei pressi di un ristorante. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. La successiva perlustrazione del locale ha permesso di trovare 1 chilo di marijuana occultata nel magazzino del ristorante, mentre in una stanzetta sono stati trovati alcuni prodotti chimici contenuti in un secchio. È a quel punto che la polizia ha identificato il titolare dell'attività commerciale, trovato poi in possesso di 17.000 euro in contanti, soldi provento dell'attività illecita, visto che in un altro locale sono stati trovati 11 sacchetti contenenti quasi 8 kg di marijuana. Oltre alla droga, l'uomo nascondeva altri 161.000 euro per un totale di 178.000 euro. La sostanza stupefacente è stata sottoposta ad esami di laboratorio che hanno confermato la presenza di un pericoloso cannabinoide sintetico. I cannabinoidi sintetici sono delle sostanze
che mimano l'effetto del delta 9 THC, ma risultano essere 100 volte più potenti. Sono molto pericolose perché sia per il metodo di produzione, durante l'impregnamento di questa sostanza possono verificarsi dei cluster di concentrazioni elevate che possono causare vomito, perdita di coscienza, shock anafilattico, in alcuni casi anche la morte. Dopo le formalità di rito, l'extracomunitario è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Continuiamo a parlare di droga, però andiamo a Messina, dove è assolutamente emergenza crack. Francesco Triolo. Un allarme che lo scorso anno lanciò la Commissione regionale antimafia in visita a Messina. Cresce il consumo del crack tra i giovanissimi grazie al costo bassissimo di una dose, anche solo 2,50 euro meno di un panino, disse allora il presidente Antonello Cracolici. Un fenomeno monitorato dalle istituzioni sanitarie. In questo contesto a Messina si inserisce anche l'inaugurazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale del centro di pronta accoglienza per le dipendenze patologiche. In particolare pazienti con problematiche che riguardano il crack, la cocaina, ma soprattutto appunto il crack, che è una emergenza importante in Sicilia. L'obiettivo è quello di applicare cure innovative, soprattutto psicologiche, psicoterapeutiche, riabilitative, ma anche farmacologiche attraverso trattamenti intensivi con percorsi personalizzati. Altri posti saranno per pazienti inviati dai SERT che sono in quella fase in cui sono in attesa di entrare poi in comunità a lunga degenza, quindi qua si svolgeranno dei colloqui di motivazione, motivazionali appunto per i pazienti, sia fatti dal medico che dallo psicologo. Un centro che vuole rappresentare un punto di riferimento per i pazienti, ma anche per le famiglie. Inauguriamo questo centro che vuole essere un punto di riferimento per queste problematiche sempre più complesse che affliggono utenti e famiglie degli utenti, con risposte multimodali, utilizzando tutti gli strumenti, da quelli psicologici a quelli riabilitativi a quelli farmacologici. Le cure potranno essere integrate anche dall'utilizzo della TMS, la stimolazione magnetica transcranica, che utilizza campi magnetici per influenzare l'attività cerebrale e intervenire sulle dipendenze. E adesso ha una storia che vede una svolta dopo che la donna era caduta nel torrente, non l'ha soccorsa. Dicevamo svolta nell'omicidio della badante nel Messinese, è stato arrestato un DJ che era già indagato, ma sentiamo Orazio Longo. Avrebbe avuto un contatto con la donna che potrebbe quindi essere caduta senza essere soccorsa, morendo poco dopo. La polizia di Messina ha arrestato per omicidio Michelangelo Cori, che è il DJ sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto, già indagato per l'omicidio della badante russa Raisa Kiseleva, di 75 anni, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutto da ricostruire il movente. Lo stesso Corica, che si dichiara innocente, avrebbe dato due versioni discordanti dell'accaduto. In una prima circostanza avrebbe sostenuto di non avere visto da tempo la donna, in una seconda occasione avrebbe ammesso invece di aver avuto un diverbio con lei per questioni di gelosia, quando la donna avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe accidentalmente caduta. Secondo gli inquirenti, il sessantenne il 7 luglio avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna, che in quel momento era seduta su un muretto, si sarebbe rifiutata e l'uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell'alveo del torrente e di conseguenza la morte. L'indagato non avrebbe poi tentato di aiutare la badante, che potrebbe non essere morta sul colpo. Il cadavere è stato trovato giorni dopo, indagini sono in corso anche sui dispositivi telefonici. E intanto si consolida l'ipotesi della premeditazione per la morte della giovane Sara Campanella. La Procura di Messina ha depositato ulteriori atti in vista della prima udienza del processo, tra questi il materiale trovato nei cellulari dei due ragazzi. Francesco Triolo. Per gli investigatori rappresentano la conferma di come Stefano Argentino abbia premeditato l'uccisione di Sara Campanella, studiando tutti i particolari. Sono le prove raccolte sui cellulari dei due giovani, su quello di Stefano Argentina, ma anche di Sara. Sul telefonino del ragazzo i carabinieri hanno trovato una foto della studentessa scarabocchiata con rabbia repressa e una frase che manifestava il proposito di uccidere. Ma è dalla cronologia web che si è intuito come avesse addirittura studiato parecchi mesi prima come
come colpirla, in quale parte del corpo. Dalle tracce informatiche si è scoperto che Argentino ha acquistato su Amazon un coltello compatibile con le ferite sul corpo di Sara. La scatola è stata trovata, il coltello no. Sul cellulare poi c'erano anche le immagini che mostravano la struttura della gola, particolari che emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della ragazza di Miss Ilmeri avvenuta il 31 marzo scorso a Messina. Ma l'indagine, coordinata dal procuratore Capantonio D'Amato e dalla sostituta Alice Parialò, che hanno depositato gli atti suppletivi, porta alla luce anche una registrazione che la giovane in quegli attimi terribili era riuscita a far partire, una registrazione che ha raccolto tutte le fasi dell'aggressione mortale e che ora rappresenta una prova per il processo che partirà il 10 settembre davanti alla Corte d'Assise. Adesso ci fermiamo per una pausa, a tra poco ci occuperemo del tempo in Sicilia e della coincidenza dell'esodo, del grande esodo di luglio. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Caldo e partenze in quest'ultima settimana di luglio. Il cielo si fa nuvoloso nella giornata di oggi, ma il caldo persiste. Nel frattempo, appunto, milioni di viaggiatori si dirigono verso le località turistiche per il primo vero esodo della stagione. Veronica Barbarino. Il tempo cambia, ma il caldo resta. Se al nord questo weekend si torna a respirare, la Sicilia resta nella morsa dell'afa. L'intera isola è in allerta arancione per incendi, secondo quanto diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, vede Palermo prendersi una breve pausa con un bollino giallo per il rischio ondate di calore, mentre Catania e Messina diventano rosse, con punte fino a 39 gradi. Intanto prende il via il primo grande weekend di partenze estive. In tanti si mettono in viaggio verso le località di mare e relax, ma domenica pomeriggio è già tempo di rientri verso le città. Traffico intenso è previsto su alcune delle principali arterie siciliane, come la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. L'ANAS ricorda: acqua a bordo, cinture allacciate, no alcol e droga e mai distrarsi alla guida. E tra le mete più visitate in Sicilia c'è certamente il Val di Noto, che conquista non solo le copertine di importanti riviste internazionali, ma anche gli investitori. Sentiamo Eva Spampinati. Da clima, paesaggio, cucina, storia millenaria e visione contemporanea. Quando noi ci siamo resi conto che potevamo stare nel luogo dei sogni e andare a lavorare poi a Milano, abbiamo completamente ribaltato il concetto. Un'ospitalità non di lusso ma di charme, una riviera barocca che incanta sì, ma investe anche, crea, arreda. Sì, questo è solo l'inizio e tutte le grandi catene alberghiere adesso vogliono arrivare qua. Oggi più che mai Noto è il volto raffinato della Sicilia che cambia. Adesso alla musica, Voglio vederti danzare, Tour 2025, è l'omaggio a Franco Battiato per raccontare la carriera di questo artista siciliano amatissimo, scomparso 4 anni fa. Il concerto a Selinunte al Parco Archeologico il 29 luglio. Orazio Longo. Un viaggio musicale attraverso le diverse stagioni creative, dall'era del cinghiale bianco a prospetti vanieschi, sperimentazione, poesia, misticismo e pop colto in un linguaggio sempre attuale. Voglio vederti danzare il tributo a Franco Battiato a 4 anni di distanza da quel 18 maggio del 2021 che ci privava per sempre del maestro di Ionia. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Tappa a Selinunte il 29 luglio al Parco Archeologico per il tour che ha già girato l'Italia riscuotendo successo. Sul palco una band, gli archi dell'ensemble Etna Contemporanea, sotto la direzione del maestro Giovanni Cernicchiaro, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni e l'intervento delle danzatrici sufi Silvia Laila e Grazia Cernuto con un movimento circolare a evocare atmosfere mistiche, sempre vicine alla filosofia di Battiato. E gira tutto intorno alla stanza.
una produzione in Menti Associate in collaborazione con Good Vibration Entertainment e con la direzione artistica di Rossana Raguseo. E adesso ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il calcio. Ed eccoci tornati al calcio, dove in effetti da ieri il calcio si mischia anche con la cronaca, perché è ancora grave il tifoso rossazzurro rimasto coinvolto nell'incidente stradale vicino Salerno, ma sul fronte mercato per il Catania Martic è un nuovo difensore rossazzurro. Intanto sul fronte del Palermo, quindi in Serie B, è stato presentato oggi il neo centrocampista Palumbo. Sergio Colosi. Tanto entusiasmo e l'obiettivo promozione nelle prime parole del centrocampista del Palermo Antonio Palumbo, presentato oggi alla stampa. Rimangono critiche le condizioni del tifoso del Catania di 47 anni ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Caldarelli di Napoli a seguito dell'incidente stradale avvenuto vicino Salerno che ha coinvolto 9 ultra diretti a Norcia. Ulteriori segnali di miglioramento invece per l'altro tifoso. Cambio di programma per la squadra, rinviati prima amichevole e presentazione, doppia seduta d'allenamento e ritiro. L'austriaco Manuel Martic, 30 anni, è un nuovo difensore del Catania. Forte fisicamente ed duttile, può essere impiegato a centrocampo, ha giocato gli ultimi 2 anni tra Legnago e Lecco con una buona esperienza internazionale. Gol in Champions nel 2022 con la maglia dell'Helsinki. Si lega con un contratto annuale, tante piste nel mercato in uscita, con Peralta, Trafoggia e Crotone. Nel Trapani tengono banco soprattutto le uscite, ma l'uomo destinato al Guidonia neopromosso in C, un club di quarta serie per l'attaccante Marsico. In partenza 14 esuberi, tra cui Spini, Sartore, Carraro e Berna, in entrata un trequartista. In casa Siracusa si attende l'ufficialità dell'arrivo di 3 giovani dal Pisa, operazione già conclusa per il difensore lituano Modius Sapola, il mediano Jacopo Frosali e il portiere svedese Johan Guadagno. In prova al De Simone un altro portiere, Brian Bonucci, svincolato, ex Adriese in D. Le priorità sono l'arrivo di un attaccante dopo le partenze di Sarao e di Grazia e lo sfoltimento della rosa. E dopo la sigla del nostro telegiornale andrà in onda su questa rete il pluripremiato cortometraggio scritto e diretto da Francesco Santocono, Io e Freddy. La pellicola, incentrata sul tema dell'HIV, vede tra gli attori protagonisti Alessandro Haber, Stella Egitto e Gabriele Vitale. Ad anticipare il corto, una breve introduzione con il regista Francesco Santocono e con il cantante Ivan Cattaneo. L'appuntamento andrà in replica questa sera alle 23 su Antenna Sicilia. E vi lascio dunque a questo appuntamento davvero molto interessante e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà questa sera alle ore 19. Buon pomeriggio.